L'imbarazzo oggi di scegliere qualcuno in alternativa di Cortina e pensare di liquidare Cortina con una pacca sulla spalla è grande, quindi per decidere comunque bisogna chiedere, non dico venire a patti con i veneti, comunque bisogna discutere anche con i veneti. Buttare fuori del tutto Cortina è difficile, mettere assieme Cortina a Milano e Torino è una partita, mettere assieme Cortina a Milano è un'altra partita, per cui cercheremo di capire cosa ci dicono, cosa ci offrono. Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, ospite nell'ultima puntata stagionale di Ring in onda questa sera su Antenna 3, a proposito di un colpo di scena che potrebbe esserci nella scelta della candidata per le Olimpiadi invernali del 2020. E di questo il presidente del Veneto è tornato a parlare oggi a Roma dopo la presentazione nella sede del CONI del campionato mondiale di mountain bike marathon che si terrà il 15 settembre nell'area di Auronzo e Misorina. L'ipotesi di una candidatura unitaria non c'è stata nessuna proposta in questo momento e noi dobbiamo difendere quello che abbiamo presentato e ci fermiamo qui. Se poi le proposte saranno messe nero su bianco le valuteremo. Poi c'è la partita del nome, se la fai a Cortina e la chiami Milano non funziona, ha sottolineato Zaia, che poi ha aggiunto: noi ci crediamo, abbiamo la candidatura più bella e low cost, oggi c'è stato un utile approfondimento rispetto alla filosofia del nostro dossier e penso che le prossime 24 ore saranno strategiche e decisive. E dell'ipotesi di una candidatura unitaria tra Cortina, Milano e Torino ha parlato anche il presidente del CONI Giovanni Malagò. Al momento non è ipotizzabile, spiega, perché la proposta non è sul tavolo. Ci sono le 3 città divise. Questa sera non so se risponderò allo stesso modo. Il Veneto è giusto che speri nelle Olimpiadi, si sa quanto ci tiene, lo ha dimostrato, aggiunge il capo dello sport italiano. Ci siamo incontrati stamattina per fare il punto della situazione su alcuni aspetti su cui era indispensabile avere dei chiarimenti, perché domani ci sarà l'ultimo incontro della commissione. Dopo la relazione, ha concluso Malagò, mercoledì si andrà a votare, come è giusto che sia. Insomma, ancora poche ore e poi ogni nodo verrà sciolto e la decisione definitiva presa, e in Veneto si incrociano le dita.